innovativa e, come ci ha abituato da 45 anni a questa parte, presto diventerà inconfondibile. È la nuova Golf ed è arrivata all'8ª generazione. Stamane presso Volkswagen Vicentini abbiamo ritirato questo esemplare Style in giallo lime con motore TSI per guidarla e raccontarvi come Volkswagen ha progettato la versione 2.0 di questo mito. Golf 8 della precedente serie eredita la piattaforma MQB con qualche centimetro in più di lunghezza e di passo, garantendo più spazio e più comfort di guida. Grosse novità riguardano le motorizzazioni, con l'ingresso anche del Mild Hybrid 1500 TSI, quello che stiamo guidando, un ibrido leggero abbinato all'eccellente cambio a doppia frizione DSG. Questa tecnologia, già utilizzata su unità della casa, permette di immagazzinare energia in una piccola batteria al litio. Da non sottovalutare che la nuova Golf E TSI è così classificata ibrida, con benefici anche per l'accesso in zone ZTL. Proprio sfruttando gli immediati ed impercettibili cambi marcia del doppia frizione si apprezzano i 150 cavalli dell'ibrido. In città gli ammortizzatori sono confortevoli e grazie al selettore del Driving Mode li possiamo irrigidire per smorzare il rollio sul guidato, oltre che avere uno sterzo più diretto e un acceleratore più reattivo. In abitacolo l'analogico ha lasciato spazio digitale. Abbiamo tutto sotto controllo attraverso il cruscotto Acti Info Display, ora direttamente appaiato alla plancia Discovery Pro, anch'essa digitale e touch, con qualche tasto a sfioramento per il controllo diretto del volume o delle temperature del climatizzatore. Possiamo definire Golf una best seller globale e lo dimostrano i 35 milioni di esemplari venduti nella sua storia. La nuova generazione è al passo con i tempi, ancora più tecnologica, più connessa e più intelligente. Per scoprire tutte le novità della nuova nata in casa Volkswagen, contattate Volkswagen Vicentini.